Maria Cristina Piovesana è il nuovo presidente di Assindustria Veneto Centro. Il passaggio del testimone oggi pomeriggio nella storica sede delle ceramiche Pagnossini, riconvertita in centro logistico. Quasi una staffetta con Massimo Finco, che ha lasciato alla sua vicaria, portando a compimento la fusione tra le associazioni degli industriali di Treviso e Padova, che ora, forte delle oltre 3.200 aziende iscritte, si posiziona al secondo posto in Italia dopo quella milanese. Man mano che abbiamo cominciato a scaricare a terra questa nuova cosa che abbiamo creato, questa grande istituzione, mi rendevo conto quanto importante sia per tutto il tessuto territoriale, non solo per Confindustria. La fatica è prima, durante e dopo. La fatica è prima perché mettere insieme padovani e trevigiani non sono mica farina da fare ostie, e qui stiamo parlando del nocciolo duro dell'imprenditoria, gente dura. Presidente uscente che non ha mancato nel suo stile di punzecchiare l'attuale governo, partendo dall'atteggiamento con l'Europa. Allora, nel fare impresa io dico una cosa semplice. Noi in giro per il mondo, quando ci troviamo di fianco i nostri colleghi tedeschi, secondo voi chi è che ha più bisogno di un'Europa forte? Siamo noi che abbiamo bisogno di un'Europa forte. Noi ci sentiamo più deboli. Inevitabile il riferimento anche al debito pubblico. Noi siamo figli di contadini. Si va in banca per comprare il trattore nuovo o non si va in banca per comprare il pranzo de lusso o il pranzo fatto meglio. Quindi, se noi avessimo speso le nostre risorse, le risorse nostre, quelle degli europei e di tutti quanti, per l'innovazione, per il nostro territorio, per la crescita, io sono sicuro che avrebbero chiuso un occhio o anche due. Industriali chiari sul futuro di questo governo. Questo governo deve continuare se è in grado di governare. Presidente Piovesana che traccia nella continuità il suo nuovo mandato. Perché alcuni temi che sono stati iniziati vanno portati avanti, dopodiché ci metterò un po' quella sensibilità magari un po' più personale. Per la Presidente non c'è sviluppo se non c'è attenzione al futuro delle comunità. Non ci può essere crescita con le imprese se non ci sono anche nascite, se non ci sono nuove famiglie che nascono. Dopo l'elezione alla guida degli industriali di Padova e Treviso si guarda a quella di Confindustria, che non è detto debba venire dal nord. Io ricordo sempre una cosa, tra gli anni migliori che Confindustria ha vissuto, noi abbiamo avuto un presidente che non era neanche un imprenditore ed era Guido Carli.